Entrano nel vivo oggi, 2 aprile, le manifestazioni del Triodo della Santa Pasqua con gli eventi del Giovedì Santo che prevedono alla Cattedrale di San Gerlando alle ore 19 la Santa Messa in Cena Domini. A conclusione le arciconfraternite si recheranno al Santuario dell'Addolorata, mentre alle ore 22 veglia di preghiera fino alle ore 23. Al Santuario dell'Addolorata alle 17 l'apertura del santuario con la preghiera personale, alle 21 visita e preghiera dell'Arcivescovo e dell'Arciconfraternita Santissimo Crocifisso dell'Addolorata, alle ore 22 la veglia mariana. Il venerdì santo 3 aprile presso la cattedrale di San Gerlando si inizia con le ore 8 con le lodi mattutine, alle 8:30 l'omaggio floreale da parte dei confrati, consorelle e portatori, alle ore 9 l'inizio della processione con Gesù appassionato col tradizionale tragitto per le vie della città. Al Santuario dell'Addolorata alle ore 10 l'incontro dei simulacri di Gesù appassionato e dell'Addolorata, quindi la processione congiunta per le vie del centro storico. Nel pomeriggio alla Cattedrale di San Gerlando alle 14 la Santa Crocifissione, alle 16 il coro dell'Associazione Filarmonica Santa Cecilia pregano in canto, alle 16:30 la meditazione sulle 7 parole con la predica del canonico Giuseppe Cumbo, vicario generale, alle 17:30 la celebrazione della Passione del Signore e l'adorazione della croce presieduta dall'Arcivescovo Damiano. Alle 19:30 la deposizione di Gesù della croce, alle 20 inizia la processione serale con l'una di Gesù e il simulacro dell'Addolorata. Alla chiesa di San Domenico alle ore 24 il messaggio dell'Arcivescovo in piazza Pirandello. Dopo l'intervento del Vescovo, il simulacro di Maria Santissima Addolorata farà il suo rientro nel santuario stesso, il Cristo morto invece farà rientro in cattedrale. Il 4 aprile, sabato santo, al santuario dell'Addolorata, dalle ore 17 in poi, ora della Madre, preghiera con Maria, mentre alla cattedrale di San Gerlando alle 17:30 inizia la meditazione in attesa della risurrezione, con i canti eseguiti dal coro diocesano. Alle 23 la veglia pasquale presieduta dall'Arcivescovo Damiano. Il 5 aprile, la domenica di Pasqua, Gesù è risorto. Alle 8:30 si inizia alla chiesa di Sant'Alfonso con la celebrazione eucaristica, alla cattedrale di San Gerlando alle ore 11:30 e alle 19:30 celebrazione eucaristica e Santa Messa, mentre al santuario dell'Addolorata alle 12 la celebrazione eucaristica. Gli eventi sono effettuati in collaborazione con l'Arciconfraternita Maria Santissima dei Sette Dolori, Santuario Beata Maria Vergine Addolorata, con l'Arciconfraternita Santissimo Crocifisso, Basilica Cattedrale San Gerlando, e la collaborazione dei complessi bandistici, l'Associazione Bandistica Intercomunale Vincenzo Bellini, Agrigento Ioppolo e Santa Elisabetta e l'Associazione Musicale Bellini di Valle d'Olmo. I cori e le animazioni delle celebrazioni in cattedrale sono curati dal coro diocesano e dall'Associazione Filarmonica Santa Cecilia. Ma come si vive questa Santa Pasqua in questo periodo di guerra nel mondo? Lo abbiamo chiesto all'Arcivescovo Damiano. È una Pasqua ferita, certamente, ma che ci rimanda alle guerre di sempre e alla radice delle guerre, che è l'egoismo personale, l'egoismo dei nazionalismi che perdono di vista la dignità della persona umana e magari rimangono impantanati, schiavi da logiche affaristiche e di profitto. Allora la Settimana Santa, con quell'esposizione che ci consegna la tradizione che si fa di Gesù, ecce homo, ecco l'uomo, ecco, è occasione per rimettere l'uomo al centro e sull'uomo, sulla dignità di ogni uomo, di ogni donna, poter ricostruire le relazioni personali, interpersonali e nazionali.